manodopera già formata e soprattutto una manodopera che ha, direi, anche un'origine italiana. Ecco, se noi pensiamo a certi paesi dell'America Latina come l'Argentina o come il Brasile, dove ci sono tantissimi oriundi italiani, questi sono potenziali paesi dove noi stiamo lavorando. Attrarre i giovani oriundi veneti in Veneto e far fronte così in parte alla carenza di manodopera dalla sanità al turismo. Il progetto inizialmente abbozzato sembra ora realtà e a parlarne il numero uno di Unioncamere Veneto Mario Pozza, presidente nazionale tra l'altro di Assocamere Estero. Da tempo Pozza chiede una gestione ordinata delle migrazioni ed è in questo piano che una voce importante è costituita da chi ha radici venete. Esistono dei precedenti. Abbiamo già avuto un'esperienza ancora negli anni 90 quando c'è stata quella grande crisi di manodopera dove c'è stata questa, tra virgolette, importazione di manodopera. Ecco, adesso si può ritarare meglio perché ci sono strumenti nuovi, c'è una comunicazione diversa rispetto a una volta, ma le opportunità che il nostro paese può dare sono tante. I tempi sono maturi, fa intendere Pozza, per cambiare approccio in un momento in cui mancano profili sia generici che specializzati. Si parla di turismo di rientro, qui si parla non di turismo di rientro, ma bensì di un rientro di lavoratori, il rientro di italiani, che si sentono italiani, perché anche se sono di seconda o terza generazione o quarta, l'italianità che hanno la sentono. E io ne ho avuto la prova frequentando ovviamente le nostre camere e conoscendo insomma questi nostri italiani che in giro per il mondo hanno fatto fortuna, ma non tutti però hanno fatto fortuna e ovviamente anche perché ci sono milioni e milioni di italiani in giro per il mondo.